Alexandru Janosi, il 35enne moldavo accusato di aver ucciso la compagna 41enne Lilia Patraniel, si sarebbe ferito gravemente in carcere infilandosi il manico di una scopa nell'occhio. Il 35enne sarebbe stato portato all'ospedale di Mestre, sottoposto a un intervento d'urgenza, poi ricoverato in rianimazione. Era rinchiuso nel carcere di Venezia dopo l'arresto di venerdì scorso per l'omicidio a coltellate della compagna nella loro abitazione di Via Mantegna a Spinea. Secondo le testimonianze, l'uomo avrebbe avuto comportamenti violenti da tempo, minacciando e picchiando la donna. Alcune settimane fa lei l'aveva denunciato per poi ritirare le accuse. Il gesto che ha commesso in carcere potrebbe essere la conseguenza della sua instabilità, tanto che gli avvocati difensori avrebbero annunciato l'intenzione di chiedere una perizia psichiatrica per valutare la sua capacità di intendere e volere al momento dell'omicidio.